mi piacerebbe dirlo insieme a voi. Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti insieme dal lunedì al sabato, insieme. Eh sì, oggi la parola d'ordine è insieme. Insieme abbiamo iniziato 115 giorni fa. Insieme abbiamo voluto condividere l'amore per la nostra terra. Insieme ci siamo piano piano dati forza per rialzarci. Insieme abbiamo portato avanti la cultura. Insieme abbiamo portato avanti le nostre aziende, i piccoli artigiani. Insieme a voi stiamo costruendo grandi progetti. Insieme, perché insieme si può. E noi insieme siamo arrivati ad un numero importante perché insieme siamo oggi 250.093 amici e quindi ad ognuno di voi grazie. Grazie per tutto quello che avete fatto, che abbiamo fatto. Voi sapete, le idee sono diventate concetti e i concetti sono diventati lifestyle, sono diventati stile di vita. Lo stile di vita che appartiene ad ognuno di noi, ognuno nel proprio settore, ognuno con la propria esperienza professionale, perché abbiamo voluto evidenziare quella che è l'identità, la qualità e la provenienza legata alla nostra terra, legata alla nostra storia. E oggi questo primo grande traguardo lo abbiamo raggiunto, siamo davvero tanto felici. Tanti messaggi sono arrivati e quindi grazie per questi messaggi, per questo grande e caloroso abbraccio che avete voluto donare a noi. Sapete, tanti progetti in presentazione, tante novità, tanti bei risultati a livello non solo regionale ma anche nazionale ed internazionale. Abbiamo avuto veramente tanti ospiti importanti da ogni parte del mondo, ospiti per la maggior parte di questi che hanno con noi condiviso la valorizzazione del territorio e quindi protocolli d'intesa e quindi attenzionare quelle che sono i prodotti a chilometro zero, la biodiversità, l'equilibrio fra l'uomo, l'ambiente e soprattutto dare un grande sostegno alle nostre aziende, ai nostri imprenditori, ai nostri artigiani piccoli e grandi per risollevarci. Io sono molto felice in questa puntata di inizieremo fra poco e fra poco li introduciamo, i tre founders, i tre ideatori, i tre fondatori di Io Compro Siciliano, tre uomini, tre imprenditori, ognuno nel loro settore. Il dottor Giorgianni per quello che riguarda il campo della internazionalizzazione, della digital innovation, quindi la sua esperienza ultra ventennale nel settore delle aziende sul mercato internazionale. Francesco Caravello per tutto quello che riguarda il mondo del food, e quindi lui dice sempre la Sicilia nel mondo, il mondo nella Sicilia. Anche lui grande esperienza di questi tour esperienziali che sono diventati un leitmotiv anche degli incontri di aperitivo social e del Tour delle Meraviglie. Ed ancora Davide Morici. Davide Morici, esperto in turismo, grandi eventi, spettacolo, che ha voluto sottolineare quanto importante è la qualità dell'accoglienza, quanto è importante investire in cultura. Io sono molto felice di poter collaborare con questa grande realtà e devo dire mette a frutto anche quello che in questi quasi 30 anni di mio lavoro è stato l'amore e l'attaccamento verso la terra siciliana. Io dico che tutte le menti, tutti gli uomini, tutti gli imprenditori, tutti gli amministratori pubblici che hanno deciso di vivere in Sicilia hanno fatto una scelta consapevole e la scelta consapevole è quella di io compro siciliano. Oggi vogliamo aprire con i tre fondatori. Signori, sono felice di avere con noi Davide Morici, Giuseppe Giorgianni, Francesco Caravello. Francesco Caravello.
Ed Buongiorno, eccoli buongiorno qua. a tutti. Ciao Katiuska, buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuti. Francesco sta recuperando gli ultimi utenti. Va No, no, bene, va bene. sta Arriva, arrivando, vabbè, arriva. dalla regia. Benvenuti e bentrovati. Complimenti, complimenti, complimenti. Ieri siamo Grazie. arrivati ai 250.000. Io a questo punto vi do la parola e iniziamo come sempre, lo facciamo, iniziamo dal dottor Giorgianni. Dovevamo fare in ordine di, diciamo, di data, quindi ci voleva Modici che era più anziano di me, però va bene, inizio Non lo io. direbbe nessuno, non lo direbbe Bello, nessuno. bel traguardo. Bel traguardo, un traguardo fantastico, un traguardo che era un sogno per noi e che adesso è realtà. Un po' come tutto il progetto Io Pro Siciliano, è nato a esprime un concetto, oggi è uno stile di vita. E questo è veramente un qualcosa di bello. Io stamattina, come al solito, ho pubblicato la mia frase del giorno per dare un senso comunque a tutto il progetto. E la volevo leggere proprio perché secondo me identifica un po' tutti gli sforzi, tutto quello che praticamente stiamo facendo per portare avanti un progetto che realmente è un macro progetto, un progetto che vuol portare la Sicilia nel mondo, niente altro che far sviluppare tutte le attività locali, le attività territoriali, promuovere soprattutto il territorio e portarlo all'estero, far conoscere la Sicilia che, come dico sempre io, non è una regione ma è un continente, perché trovi tutto, trovi la qualsiasi cosa in Sicilia e soprattutto la Sicilia è, tu lo ripetevi poco fa, anche sul campo del turismo, la Sicilia è un'esperienza. Tu vieni in Sicilia non perché vuoi andare in spiaggia o vuoi andare in montagna, ma perché vuoi vivere veramente un'esperienza. E questo è quello che noi stiamo cercando di portare avanti, è quello di far capire che dal mangiarsi un cannolo siciliano o un arancino o un'arancina, perché così almeno facciamo le due versioni, o Par andare condicio. a visitare un luogo sì, per par condicio, diciamo è un'esperienza in tutti i sensi. Vi leggo questa frase del giorno di oggi: per compiere grandi passi non dobbiamo solo agire ma anche sognare, non solo pianificare ma anche credere, ed è quello che facciamo tutti i giorni. Noi sogniamo, pianifichiamo, crediamo, soprattutto crediamo nel progetto e quindi lo portiamo avanti con enormi sacrifici. Noi veramente dal fatidico 15 aprile ad oggi siamo stati veramente sul progetto anche 14-15 ore al giorno, perché ci crediamo e lo vogliamo portare avanti per il bene della nostra Sicilia, perché poi la Sicilia è veramente un luogo fantastico che deve essere valorizzato al meglio. Molto spesso non lo è stato in passato, ma c'è tempo sempre per farlo anche bene. Quindi anche questo, noi adesso presenteremo il progetto in todo il 1° settembre, quindi già segnatevelo nel taccuino che il 1° settembre siete tutti impegnati, tutti in diretta, o chi può nel luogo che vi segnaleremo. Però adesso lascio la parola a Davide perché poi mi dice che non lo faccio parlare. Davide Morici. Sì, diciamo tanta emozione che voglio raccontare solo questa esperienza che ieri, dopo che abbiamo raggiunto i 250.000 utenti, abbiamo ricevuto tante chiamate. Una tra queste è una siciliana che presto mi piacerebbe, sicuramente mi faremo conoscere, una siciliana che vive fuori. A volte a distanza dai un valore diverso a quello che hai sotto i piedi. Come dicevamo, a volte forse ogni siciliano dovrebbe andare 15 giorni fuori o un mese fuori per poi rendersi conto di quanto abbiamo sotto i piedi. E rendersi conto non è capire solo che abbiamo risorse, perché questo lo sappiamo anche da siciliani che viviamo in Sicilia, ma dare il giusto valore, quindi investire in tutto quello che sappiamo, in primis noi stessi, nel rivalutare queste risorse.
E lei è una di quelle di quei siciliani nel mondo che fa questo. Si è emozionata, ci siamo emozionati entrambi perché il valore immenso che c'è in questo progetto, che è, e lo diciamo sempre, un progetto imprenditoriale che raccoglie tutto, anche il lato sociale, ma è un progetto di sviluppo, e questo le stesse istituzioni, partendo anche dalla presidenza, dal nostro presidente della regione, ci stanno appoggiando proprio perché vedono la bontà e la valenza del progetto. Siamo riusciti a fare rete e questi sono numeri, sono fatti. Fatti che noi tutti siciliani condividiamo, tutti i 250.000 utenti. Non sono fatti che io, Giuseppe e Francesco portiamo avanti, sicuramente c'è sempre una volontà da parte di piccoli gruppi. Oggi siamo 22-23 persone all'interno dello staff di Io Compro Siciliano, dovremmo essere 100 persone perché è un macro progetto che abbraccia tutto, ma sicuramente tanta emozione nel raggiungere questi traguardi, ma di fatto sono traguardi che subito diventano inizio di qualcos'altro, cioè, o perlomeno di andare avanti. Come diceva Giuseppe, siamo favolosamente venduti, perché poi è bello vendersi a qualcosa che piace, vendersi a un progetto che rivaluta la nostra terra, l'imprenditoria, gli artigiani, l'identità, il turismo, il territorio, le nostre bellezze. Ma secondo me tutti i siciliani assolutamente si lascerebbero e si stanno lasciando coinvolgere da questo progetto proprio per questo. Quindi, come diceva, l'1 settembre abbiamo questo altro evento è l'evento ufficiale di presentazione del progetto a 360 gradi, con una grande conferenza stampa, verrà fatto nella città di Palermo come prima città, ma anche daremo l'inizio a Io Compro Siciliano in Tour. Porteremo il messaggio nelle piazze della Sicilia, nelle piazze delle nostre 9 province. E per coronare, diamo anche quest'altra anticipazione, questi 250.000 utenti, questo traguardo, giorno 12 della prossima settimana faremo un evento che uscirà stasera, massimo domattina si saprà dove, un evento che servirà proprio a fermarci, perché noi dobbiamo fermarci, seppur per poco, proprio nell'ottica di camminare velocemente, ma dobbiamo soffermarci nelle belle cose, rivalutarle, e il giorno 12 sarà un momento in cui ci fermeremo, una sera in cui ci fermeremo in maniera conviviale, come dice Francesco, ama, viaggia, vivi e condividi, e sono le parole chiave della vita, che è importante fare questo, e quindi il 12 ci fermeremo per condividere questo traguardo dei 250.000. Intanto vedo che è arrivato Francesco, dicono dalla regia. Ecco qui. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Ciao Francesco. Buongiorno a voi signori, auguri e complimenti a tutti. Francesco, Davide Morici ha appena detto una frase che spesso Francesco Caravello dice. Davide, vogliamo... e condividi. Mi ha sentito allora. Esatto. Ero lì che ascoltavo. Signori, l'emozione è forte, siamo arrivati a un traguardo importante, ma in realtà è solamente uno step. Di cose da fare ce ne sono ancora tante. Era giusto condividere con tutti gli amici che ci seguono, tutti gli amici che ci sostengono, perché fra i 250.000 iscritti al gruppo ce ne sono tantissimi che fanno veramente da sostegno, da spinta forte, e li ringraziamo tutti uno per uno. Il lavoro che è stato fatto finora è tanto, appunto, ce n'è ancora tanto da fare, noi siamo pronti, siamo qui, giorno 12 festeggeremo tutti insieme, e che dire, andiamo avanti. Ma io posso chiedere a questi tre uomini, c'è una squadra, noi chiaramente lo diciamo tutti i giorni, perché ogni giorno apriamo la nostra giornata lavorativa ringraziando sempre, perché diciamo sempre grazie, proprio perché un grazie ad ognuno dei nostri amici, però mi piacerebbe con voi, insomma, avere un po' l'aiuto per ringraziare anche la squadra di lavoro, e quindi Paolo, Omar, Patrizia. Francesco ha detto festeggeremo tutti insieme, e io mi permetto di dire, sia per i problemi del coronavirus, sia per i 250.000, di stare attento a dire questa frase, perché non c'entriamo tutti, 250.000. Comunque sì, lo staff, insomma, ha detto siamo 22, citiamo Monica, il responsabile, il nostro responsabile commerciale, che
Vera. Alberto. Grazie. Damiano, il nostro addetto stampa, Damiano. Damiano, Alessia Alessia. con Sono il tanti. live, io compro siciliano chef, Marta, non dimentichiamoci di Marzia. Marzia, Alberto Labue, il nostro responsabile commerciale. Ilenia. Giuro che stiamo diventando tanti e ce li dobbiamo scrivere. Davide, Sono ringraziamo anche davvero Davide. Omar anche tutti ovviamente. Abbiamo dimenticato Allora, Katiuska. Nessuno ha detto Katiuska, nessuno ha ringraziato Katiuska Katiuska. talmente fa la padrona di casa che in verità Ma naturalmente, infatti. Katiuska è colei che ha insieme sia nei live che abbiamo fatto iniziare sin dall'inizio con Francesco con Aperitivo Social e Katiuska io compro Siciliano Live, ma sia per carica, per motivazione, per supporto, per squadra, perché qualsiasi cosa bisogna, sia in generale in questa terra si sa è sudata, ma si ci dà il giusto valore proprio perché è sudata, ma devo dire faccio i complimenti diciamo che sono scontati a Katiuska perché ci ha portato, ci ha messo tanta energia e ancora oggi porta alto, altissimo il nome di Io Compro Siciliano e fa sì che si porti sempre in maniera altissima, sia per la professionalità ma anche per l'energia. Quindi grazie Katiuska per quello che sei, perché poi di conseguenza lo fai, ma di fatto lo sei. Quindi assolutamente. Grazie. Mi prendo questo complimento, te lo faccio a nome dei fondatori che sono Grazie. presenti. Grazie davvero. Quindi Va bene, diciamo che allora rinviamo, carissimi, sì, rinviamo allora questa Giuseppe giornata. Giorgiani, Davide Morici, Francesco Caravello. Sapete, noi oggi andremo in una cittadina veramente molto bella della Sicilia, perché io porterò i nostri amici a visitare Castelbuono. Beh, Castelbuono, ma cos'è? Cos'è quel castello? La manna e poi la festa di Sant'Anna, le tradizioni, la cultura, gli scorci. Insomma, oggi parleremo di territorio, parleremo di cultura, lo faremo con un giornalista, editore, cronista, collaboratore del Giornale di Sicilia, cura tra l'altro una rivista proprio di questo periodico di Castelbuono dove si parla di eventi e territorio ed ancora parleremo quindi parleremo con Rosario Mazzola e poi parleremo con un grande intenditore di territorio, di turismo, promozione del turismo, non solo del turismo, ma anche di quelle che sono le aziende agricole, ma anche tutto il settore dell'enologia, insomma un amministratore anche della città di Castelbuono. Avremo con noi il dottor Dario Guarcello. Io a questo punto vi dico buon lavoro, continuiamo così, continuiamo a lavorare perché insieme si può fare veramente tanto. Ci vediamo giorno 12 perché tanto saremo anche in live, quindi verrà vissuto da tutti. Poi il giorno 1 settembre daremo l'inizio a Io Compro Siciliano in Tour, presenteremo il progetto in maniera istituzionale con una grande conferenza stampa. Assolutamente, Katiuska, possiamo farlo noi, ci avviciniamo tutti. Così certo, chiudiamo così. Certo. Caravello, Francesco Giorgiani, Caravello, venga avanti. Siamo. Avvicinatevi. Noi salutiamo intanto i graditissimi ospiti che ci saranno dopo di noi. Grazie ai 250.000 utenti. E adesso allora, ripetete con me. Io compro siciliano. Siciliano. Oh, ragazzi, Ci piace, questa è la Sicilia che ci piace. Grazie. Ci vediamo giorno 12. Ci vediamo giorno 12 tutti insieme, la location la comunicheremo più tardi. Ciao. Grazie, Buon grazie. Lavoro. Ciao Katiuska, Ciao. Ed eccoci qua, carissimi amici, devo dire oggi grande emozione questo appuntamento. Noi